Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Ben trovati, Brescia in tavola anche oggi con l'arrotolato di coniglio ripieno. Mamma, signora, ambia mia, Guarda. a girare il co. Dai. Allora, abbiamo la nostra bella ricetta, conde preparare l'empien primo, perché Beh, ci secondo vuole fa il anche un coniglio, coniglio no? ripieno. Sì, prima preparo l'empien. Quindi mettiamo il nostro spagrattato col formaggio, il pedarsem, un po' di aromi e un po' di olio extravergine di oliva. Io e il brodo mescionte bete e il metto mandando. Diso insomma il nostro coniglietto. Il cocè, vabbè, a conte c'è. Una volta che tu diso il nostro baconetto, gonde metti il ripieno e ridulalbe. Bravo! Ma tu che mio, che sono tutto saccagnato, Che signor. sei tu- Saccagnato. Saccagnato. Se mio cosa vuol dire saccagnato? No. Ma che bontà! Ma che bontà! Sacagnat, Pier. Tu sei sacagnat. Che è sto sacagnat? Su Burlasò mi sono saccagnato tutto. Una roba orrenda. Cioè vuol dire uno che si fa male, o quantomeno e che saccagnare la macchina o qualcosa del genere, che stossat, ciamel come te vuoi a te. Sacagnato nulla. Per mia fortuna no. E non sei stato neppure sacagnato. E sono caduto un paio di volte, mi sono saccagnato, bris, ma non esageratamente. Poca roba da dilettante. Roba di poco, ecco. Saccagnate è bottato, una botta, qualche cosa. Rotto. Ma no, Saccagnate, un pan entra e sì, è rovinata la carrozzeria. Francese, come si dice? Saccagnate. Sacagné. Trompé. Il est trompé. Trompé. C'est un petit peu trompé. Un petit peu trompé. Ma lei mi diceva che sa dire le parole al contrario. Ma lo sapevo una volta, era l'intraleico, lo sapevi? No, è difficile per me. Un amico mio parlava benissimo al contrario, tutto quello in dialetto al contrario. Hai capito in francese? Saccagné, rompe, che ne Dai sai che ti tu? saccagni sempre. Come saccagni in francese o in italiano? Ah, sei infascito là. Saccagné, trompé, No, ma bravo anche come questo. la nostra ricetta. Gondi che con ridula bel nos conec, poi mi tigo insieme delle fittine di pancetta belle, tutte insieme al nos bello arrotolato, ormai diventato arrotolato, de conec con un rametto di osmarite, che per dare un po' di saur, no? E il sarombe con del spac. Ma quante parole francesi che conosci? Me Osmadi, sarom. Su francese, sì. Ma piace proprio parlare Boursadot, francese. Dai, cito bocca lì, sarò al bec. Le petit phrase de Boursadot. Gonde pal rosolà, da una bella ottiglia, un rosolà da tutte le bande, un po' di girare, se no il sabruso, un po' di olio extravergine di oliva, sfumò un bacon del vino. E terminò la nostra cottura quando al tatto, quando tu sbigete, insomma, il coniglio starà insieme, Le touche. che quando sta insieme, quando si spacca mia, il fa un raffreddare, mi raccomando, se non si spacca, e il tagliamo a fittine e un piatton. Un piaté in francese, hai capito? Ma davvero conosci il francese? Me sì, Certo, ma si vede, c'è il comportamento elegante delle francesine. Va bene, questo era l'arrotolato di coniglio ripieno, anche questo lo potete gustare alla Trattoria Villa Glori. Ma quanto è buona la Trattoria Villa Buonissimo. Glori, vi serviranno da re, da principi, da faraona. Alla prossima, grazie, veniteci anche a Ciao. trovare qui, ciao. Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.